Buonasera a tutti. Intanto credo che sia naturale per un comune come San Pietro di Feletto portare avanti e approfondire temi di cruciale importanza per la propria cittadinanza o per una parte della propria cittadinanza che si occupa di agricoltura. Sappiamo tutti che San Pietro di Feletto non ha sviluppato nel corso degli anni, degli ultimi 30 anni, le attività produttive, non ci sono tranne una area industriale, ma abbiamo sviluppato in maniera molto profonda, direi, lo sviluppo dell'agricoltura e della viticoltura in particolare. Ed ecco perché, e questa è la 20ª edizione, in tutti questi anni l'amministrazione ha voluto di anno in anno affrontare temi di particolare interesse per gli agricoltori, per la viticoltura, e quindi proponendo con relatori di importanza internazionale, nazionale e internazionale, questi convegni. Quest'anno con soddisfazione siamo alla 20ª edizione, tutte le edizioni hanno avuto una grande partecipazione da parte degli addetti ai lavori e non solo. Perché? Perché cerchiamo di affrontare quelle tematiche di interesse. Quest'anno per esempio parleremo dell'uso della plastica nei vigneti e in particolare di come poterla impiegare in modo sostenibile, in modo da avere sempre più un'agricoltura sostenibile. Affronteremo mercoledì prossimo il tema del cambiamento climatico che tanto influenza l'aspetto agricolo, la produzione dell'aspetto agricolo, periodi di siccità alternati a periodi di piovosità molto intensa e molto spesso anche con eccezionali avversità quali la grandine che possono portare anche alla distruzione del prodotto e quindi dell'uva. Quindi ecco che cercheremo di capire nel corso della seconda giornata come sta cambiando il clima e che cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro. Il terzo incontro invece abbiamo voluto dedicarlo ai trattamenti e in particolare ai trattamenti sostenibili da effettuare e come andranno fatti in considerazione del fatto che la Comunità Europea sta via via tagliando le sostanze chimiche, i principi attivi che vengono impiegati in agricoltura e quindi ci dovremmo abituare, ci dovremmo adoperare per risolvere queste problematiche legate al fatto della mancanza di questi principi attivi che da sempre vengono utilizzati. Ecco, crediamo che questi siano temi di attualità importanti per il mondo vitivinicolo e quindi li proponiamo in queste serate.